Cari amici, benvenuti alla seconda puntata di Momento Critico Special Edition qui dal centro commerciale Hypercity di Padova, in compagnia come sempre del nostro critico cinematografico Vianeo da Maestre. Areo qua, buon cinema a tutti. Vianeo, cosa ne pensa del fatto che anche in un centro commerciale il pubblico potrà godersi delle serate di cinema all'aperto? Un parcheggio? Sì. Ma tipo drive-in con le macchine? Certo, verranno proiettati bello. dei film non con le macchine ma con delle sedie. Coi sedie, beh certo, anche perché naturalmente in macchina fa caldo, anche un perché po'. come dico sempre, non sei che se il cameo non beve e o fermo guidare. Certo, non so cosa c'entra, ma Rifletti. parliamo un attimo di un mondo del cinema un po' particolare che è quello delle serie TV. Serie TV. Oggi molti attori famosi e molti registi famosi si dedicano alle serie televisive, che sono un fenomeno ormai mondiale. Certo. Ecco, vogliamo spiegare per chi non conosce le serie TV che cosa sono? Allora, le serie TV, sì, una roba che ti va probabilmente sul tablet, no? Che ti guardi una sera e dici, ma non ho niente da fare, cosa faccio? Me guardo una serie TV e ora guardo la prima puntata. Sì. Solo che dopo la prima puntata, sta roba ti sei infiata, dici, ma è curiosa, non capisco se mi piace o non mi piace. Me guardo una seconda puntata, Sì. poi finì la seconda puntata, sei 10-20 di sera. Cosa Quando uno fermo? dice cosa fermo, me Ma guardo la guarda, terza puntata, sì, dai, tanto sì. comunque è terza puntata e così ti va avanti, fino alle 3:20 della mattina, 3:20 della mattina ti sei con l'ultima puntata, con le lacrime, no? Al finale della stagione. Sì, commosso dalla serie TV. No commosso, perché da un'ora e 20 ti alzare per andare al lavoro, cioè e ti sai anche a pensare, ma quanto mona che so per darmi il finale di stagione stasera, dormire, no? Esatto, ha descritto perfettamente il mondo delle serie TV. Sì. Andiamo a fare alcuni esempi per spiegare alla gente a casa quali sono le serie TV più famose, no? Siamo qui apposta. Allora, iniziamo con trama e critica di Grey's Anatomy. Trama. Certo, allora un gruppo di medici a Seattle e niente, parlando, ridendo e scherzando, hanno delle storie d'amore. Vabbè, un po' semplice, ma è critica? Ma è carina anche la versione italiana, veneta tra l'altro, ambientata a Mestre. E qui i dialoghi particolari sono, non so, sulla corsia, no, dell'ospedale e se fuori l'inserviente che dice al dottore, dice oi Coco, ti col camice bianco, bravo, e il dottore dice stessa roba, senti amore, cosa facciamo col vecchio qua dentro? E ho verso mi tanto col corteo ti ho finito di dopo, per se dediamo una mossa, dai Coca, dai vieni a cambiarlo che sei unto. Cioè queste Che cose. serie è? Grey's Anatomy. Ecco. Altra serie TV, I Medici. I Medici è una serie che non è ambientata a Seattle, ma è ambientata a Firenze e parla di una famiglia e non di dottori. Sì. Vabbè, critica? Ma parla tanto di sto Lorenzo il Magnifico. Sì. A me non mi pagnaca tanto beo, cioè di Lorenzo il carino, semmai magnifico addirittura, di Lorenzo il simpatico. Dai, ti sa come quelli che ti presenta un'amica, come si chiama? È simpatica, cioè, ora tienti, Vabbè, andiamo avanti con la terza serie che forse è meglio, Sex and the City. Ah beh, anche questa storia di un gruppo di femmine che si trovano e che piace tanto scherzare, ridere, divertirsi e fare sesso un po' a destra, un po' a sinistra, insomma fa un sacco di casini. Vabbè, critica? Ecco, un sacco di casini fa anche i miei amici che abita a fianco di casa mia. Ai suoi vicini di casa? Quando gli fa sesso, siga come dei matti, mamma mia, una roba proprio anche fastidiosa, tanto che l'altro giorno li ho incontrati per strada e ho detto, ascolta amori, vi consiglio una serie TV. Cioè? Sex e City. Perché alle 3:20 della mattina... Uno vuole anche dormire. No, vuoi guardarsi il finale di stagione e so è apposta e so arriva via alla fine, ma come lo guardo? Grazie al nostro Vianeo da Mestre, arrivederci alla prossima puntata di Momento Critico. E ricordate, non sì che un mistico se guarda i film in prima visione.